Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi iniziamo con il relatore Giuseppe Ferlazzo, archeologo specializzato in topografia antica, collabora con l'Università degli Studi di Foggia al progetto Ager Lucerinus. Ha condotto alcune ricerche sulla Via Appia ed ha partecipato a vari scavi nel meridione. È allievo della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Palermo. Buongiorno a tutti. Vera, le luci. Sì, non so se si vede. Allora, intanto buongiorno a tutti, troppo buoni per la presentazione, ringrazio gli organizzatori e tutti quelli che mi hanno invitato, insomma, a partecipare qui. Cercherò di essere abbastanza rapido data l'ora mattutina e siamo ancora un po' tutti in fase di rodaggio. Diciamo, quando mi è stato chiesto di presentare qualcosa che riguardasse, diciamo, il Valdemone, ho preferito comunque riprendere quello che era un vecchio studio che avevo fatto ai tempi, diciamo, dell'università, che riguarda l'opera poligonale nell'architettura greca. Partendo da qui si aprirebbe un'ampia parentesi che non sto qui diciamo, non mi addentro nello specifico perché sarebbe troppo lungo. In generale l'opera poligonale è una tecnica costruttiva che noi abbiamo soprattutto a partire dall'età greca, soprattutto in età arcaica, che nasce in ambito microasiatico, lungo le isole dell'Egeo, soprattutto a Lesbo, a Taso, a Naxos, e poi come dire, seguendo anche quelle che sono le rotte della colonizzazione e i traffici commerciali che i greci iniziano a intraprendere con l'Occidente, passa alla Grecia continentale e poi arriva anche in Magna Grecia ed in Sicilia. Questa tecnica costruttiva, perché appunto intanto si chiama poligonale, perché come possiamo vedere si tratta di una tecnica che si basa sull'utilizzo di poligoni geometrici solitamente di 5 o più lati che venivano sbozzati e messi in opera a secco, quindi senza l'utilizzo di alcun tipo di malta o di legante. Questa tecnica costruttiva, rispetto ad altre molto più conosciute come la tecnica isodoma o la tecnica a blocchi parallelepipedi, insomma, e quant'altro, come dire, occupa nella letteratura scientifica, negli studi di settore, soprattutto dell'archeologia delle costruzioni, uno spazio abbastanza angusto, perché molte volte anche nei manuali si passa dalla tecniche ciclopiche, quindi tecniche costruzioni megalitiche, ricordiamo tutti le mura di Tirinto o di Micene, questi grandi blocchi messi in opera, e poi si passa d'emblée a questi mattoni blocchi già squadrati, rettangolari, perfetti, che troviamo poi utilizzati fino alle soglie della modernità. Però nel mezzo c'è tutto, anche da parte dell'uomo, come in ogni manifestazione della civiltà, della tecnologia e della scienza umana, un processo evolutivo. In questo caso tra il megalitico, tra la semplice muratura a secco in pietrame e grezzo, si colloca anche il poligonale che diciamo è una tecnica utilizzata in frangenti particolari, soprattutto mura di fortificazione nella tecnica con il doppio paramento esterno e riempimento a sacco, utilizzato in gran parte delle polis di età greca, sia in ambito microasiatico che nell'ambito della Grecia continentale, per un periodo che va a partire dal VII avanti e la ritroviamo fino agli inizi del IV secolo a.C., e poi utilizzato ampiamente anche nelle mura di terrazzamento e nell'architettura domestica per quanto riguarda lo zoccolo in pietra, soprattutto nelle fasi, diciamo, dell'età protoarcaica, quando le costruzioni erano realizzate ancora in materiale straminio o le pareti, diciamo, erano rivestite di terracotta, e quindi si utilizzava questo zoccolo in pietra in poligonale per realizzare un taglio di capillarità
che permettesse appunto alla struttura di stare in piedi, di avere una sua robustezza, diciamo. Questi blocchi poligonali vengono realizzati tramite un procedimento che uno studioso, Hansen, nel 74 ha cercato di tirare fuori, ed è stato l'unico caso, perché poi in bibliografia e letteratura non ho trovato nient'altro o nessun altro che se ne sia occupato. Originariamente i blocchi erano estratti dalla cava e appena sbozzati e messi in opera, poi col tempo, e questo siamo nella fase diciamo del cosiddetto poligonale grezzo, che è la prima forma dell'opera poligonale, poi si cerca di dare una sorta di nel paramento esterno, di ottenere una sorta di effetto decorativo e ornamentale appunto di questi giunti, che poi sono l'elemento caratteristico del poligonale, quindi i punti di contatto tra un blocco e l'altro, e quindi si utilizza un metodo diverso che prevedeva tutto uno studio, diciamo, delle linee di stratificazione della pietra, e si cercava poi di dividere questi blocchi di pietra in due, seguendo la linea mediana, tramite l'inserimento di alcuni cunei di legno che venivano inseriti lungo il piano mediano e poi bagnati con acqua, in modo tale che con la dilatazione e l'aumento del volume, diciamo, del legno si creassero delle vibrazioni che permettevano di spaccare la pietra in due, e quindi di ottenere questi due blocchi con una faccia piana, che poi era la faccia a vista, diciamo, del paramento esterno, e il resto veniva sbozzato e messo in opera. L'aspetto interessante è il fatto che nei primi anni della colonizzazione greca, nell'età arcaica greca e anche nelle prime fasi della colonizzazione in Occidente, ci siano l'utilizzo e attestazioni di questa tecnica costruttiva, è data dal fatto che negli anni '80 alcuni studiosi che si sono occupati del poligonale, però in ambito laziale, che è un altro tipo di tecnica che ha una sua evoluzione legata al contesto regionale del Lazio, hanno cercato di porre un paragone tra l'opera, i muri realizzati in blocchi poligonali e quelli realizzati in blocchi squadrati, tra virgolette, e sottoposti all'esame di laboratorio tramite delle sollecitazioni meccaniche che riproponevano quelle che erano quello che poteva essere l'effetto di un sisma, quindi andamento sussultorio ondulatorio. Si è visto che i muri in poligonale resistevano un po' di più rispetto a quelli in blocchi squadrati, e per motivi di iperstaticità e per motivi di precompressione, perché comunque il fatto di non avere alcun tipo di legante faceva sì che le maestranze specializzate nella realizzazione di queste strutture dovessero porre molta attenzione nella posa e nell'incastro di questi blocchi, per far sì che non ci fossero appunto una scollatura e quindi crollasse, diciamo, la struttura, e quindi questo ha portato a una alta specializzazione di queste maestranze nel realizzare queste mura appunto in opera poligonale. Diciamo, le varianti che sono state individuate dallo Scranton, da Roland Martin, da altri studiosi nel corso del tempo, danno una suddivisione sulla base dell'aspetto, diciamo, della forma dei giunti di unione di questi blocchi. Ovviamente la variante più antica è la cosiddetto poligonale lesbio, che prende il nome appunto dall'isola di Lesbos, dove è stato attestato per la prima volta a partire alla metà del VI secolo avanti Cristo, ed è caratterizzato da giunti che hanno un andamento curvilineo e che nelle loro forme, diciamo, migliori disegnano una sorta di grande ragnatela che ha degli effetti ornamentali molto belli d'impatto. Ecco, qui la foto non rende giustizia, però dal vivo, per chi è appassionato di pietre, è anche bello da vedere. Con l'andare del tempo poi si passa a un raddrizzamento, tra virgolette, dei giunti, che quindi cominciano a diventare appunto un poligonale a giunti dritti, e qui già siamo nella fase di V secolo avanti Cristo. Successivamente, e qui è il caso di un muro di fortificazione di Oiniadai, che è un sito, diciamo, dell'Argolide nella Grecia continentale.
per poi passare appunto a un maggiore raddrizzamento che porterà questi blocchi a avere una forma trapezoidale, che poi si evolverà nella tecnica appunto dei blocchi isotomi, quindi di forma parallelepipeda, che tutti poi conosciamo e che dura fino ai giorni nostri. Questo è un esempio di quando parlavo delle mura ciclopiche di Tirinto, appunto, che è una sorta di precursore del poligonale. Qui appunto si vede anche la maestria, diciamo, nella messa in opera di queste mura, che ricordo sono sempre realizzate a secco, quindi ci vuole molta abilità anche nel realizzarle. E questo invece è un esempio di poligonale lesbio nella sua forma più alta, potremmo dire, che è il famoso muro di terrazzamento di Delfi. Questo lo troviamo dietro la Stoa degli Ateniesi, lungo la via sacra che porta appunto dall'ingresso al santuario, diciamo, di Apollo, e questo è uno dei maggiori esempi di questo poligonale a giunti curvilinei. Qui porto un altro caso in ambito magno-greco, che è il cosiddetto villaggio poligonale di Velia. Velia è una colonia, forse l'ultima, diciamo, cronologicamente parlando, fondata dai Greci in Occidente. È una colonia focese del 540 a.C. e dagli studi fatti, diciamo, dall'Università di Innsbruck, che tra gli anni 70 e 80 ha condotto varie campagne di scavo su questo sito, è stato individuato quello che era il primo nucleo dei coloni focesi che hanno fondato la città. È stato ribattezzato appunto villaggio poligonale, perché, come potete vedere, questa che c'è in mezzo è la platea, diciamo, principale di questa parte dell'abitato, e diciamo, su entrambi i lati abbiamo le abitazioni che sono realizzate su varie terrazze degradanti del pendio su cui sorge appunto la città, e quindi si è utilizzato il poligonale per creare muri di terrazzamento per contenere il terreno, e anche poi per ricavarci all'interno gli ambienti, diciamo, delle abitazioni. Questa tecnica poi arriva anche in Sicilia, e qui veniamo poi al caso che volevo proporre per quanto riguarda il nostro territorio, e arriva ancora prima del 540 a.C. Infatti ce l'abbiamo a Naxos, che è la prima apoichia greca che noi abbiamo in Sicilia, fondata secondo le fonti tucididee intorno al 743, se non erro, perché qui poi le datazioni sono sempre labili, possono cambiare con l'evolversi degli studi. Questo qui è il muro cosiddetto di Temenos del santuario di Afrodite lungo il torrente Santa Venera, che abbiamo appunto che corre vicino alla penisola di Caposchisò, dove appunto abbiamo l'insediamento di Naxos. E questo muro è stato datato sulla base dei materiali in associazione stratigrafica all'ultimo quarto del VII secolo a.C., quindi abbiamo un poligonale che è quasi più antico rispetto ad altri esempi che abbiamo nella Grecia continentale, e questo appunto mi ha fatto sorgere un dubbio: come mai se facciamo un ragionamento di tipo geografico, la tecnica nasce in ambito microasiatico, passa in Grecia e poi arriva in Occidente, come mai c'è questo salto temporale? Quindi abbiamo alcune attestazioni prima in Asia Minore e poi contemporaneamente ce l'abbiamo anche qui in Sicilia. Diciamo la risposta che mi sono dato, insomma, quello che poi è anche la soluzione a questo dubbio, è il fatto che la fondazione della colonia di Naxos, che è colonia calcidese, quindi euboico-calcidese, vi erano all'interno di questi coloni che giungono in Sicilia anche delle maestranze probabilmente focesi o microasiatiche. Dico focesi perché ci sono dei contatti molto stretti tra appunto la Focide e l'area appunto dell'isola di Eubea. Probabilmente sono maestranze microasiatiche che vengono appunto qui in Sicilia e che portano il loro know-how, quindi ci portano appunto anche le loro conoscenze tecniche, e nel realizzare appunto questa che è un'opera, diciamo, importante, perché parliamo sempre di un muro di Temenos, di un santuario
importante, di una città importante, perché comunque a Naxos, sappiamo dalle fonti, non è mai stato trovato. Abbiamo l'altare dell'Apollo Archegetes, cioè dell'Apollo che protegge i coloni, tutti coloro che vengono in Occidente per fondare dei nuovi insediamenti, e quindi era passaggio obbligato di tutte le navi che venivano dalla Grecia, dall'Asia Minore, appunto approdare a Naxos, presentare le loro offerte all'Apollo Archegetes e poi continuare, diciamo, il loro viaggio alla ricerca di fortuna. E quindi è un'opera importante. In questo caso abbiamo un nuovo ambito di utilizzo del poligonale, intanto come muro di Temenos, quindi come da un punto di vista funzionale, ma anche da un punto di vista tecnico, perché qui viene realizzato in pietra lavica e anche qui un poligonale lesbio. Questo muro è un muro imponente, è stato messo in luce per un'altezza di 2 metri, per uno spessore di 1,5 metri e per una lunghezza di oltre 340 metri. Ci sono tratti come questo in cui la tecnica, l'esecuzione è molto accurata, ci sono altri tratti in cui l'esecuzione è un po' più grossolana. Infatti la Pelagatti, che ha scavato, è stata la prima individuale a scavare questi contesti negli anni 70 e 80, ha individuato 2 tipi di poligonale. Lei definisce un poligonale di tipo alfa e di tipo beta. Quello di tipo alfa lo data appunto all'ultimo quarto dell'ottavo, quello di tipo beta viene datato in una fase successiva, intorno alla fine del sesto, quando ormai queste competenze tecniche per la realizzazione di questi tipi di mura non ci sono più, cioè ormai le generazioni dei coloni sono andate avanti, quindi queste conoscenze che abbiamo all'inizio, come dire, si perdono, quindi anche la realizzazione poi ne risente, non ci sono più gli artigiani esperti per realizzare questo tipo di strutture. Ovviamente poi questo tipo di poligonale lo ritroviamo utilizzato non solo nel muro di Temenos, ma anche, purtroppo non ho trovato un'immagine, all'interno dell'abitato dell'impianto urbanistico di Naxos, soprattutto all'incrocio tra la Plateia A e lo Stenoposso 11. Questi sono dati che do tanto per, però la cosa interessante è che in quelle che sono le cosiddette case protoarcaiche, cioè le case dei primi abitanti di Naxos, fondamentalmente è stata utilizzata sempre questa stessa tecnica, come dicevo prima, per realizzare lo zoccolo di pietra su cui poi veniva costruito l'elevato delle case. Stranamente, e qui i dati sono molto più, cioè non ci sono dati editi, lo riporto per conoscenza personale, stessa tipologia costruttiva del basamento, nello zoccolo delle abitazioni ce l'abbiamo anche a Messina, perché quando fondano appunto la colonia di Zancle, anche qui le prime case dei primi coloni vengono realizzate con questo basamento in poligonale, che il professore mi corregga se sbaglio, sarebbero quella specie di muretti che noi abbiamo nel parco Quasimodo di fronte vicino alla stazione dove c'è il Palace Hotel. Quando hanno scavato le fondazioni del Palace per farci l'hotel, hanno individuato questo parte dell'abitato, diciamo, appunto datato alla fondazione della colonia di Zancle, quindi hanno pensato bene di smontare questi muri e rimontarli nel giardinetto di fronte, ma non si vede più niente perché ormai ci sono vandali e quant'altro, insomma conosciamo il contesto. E lì vicino, di recente, durante gli scavi per la realizzazione del Palazzo Colapesce, che ancora è in fase di costruzione, è stato trovato un altro pezzo importante della storia di Messina, perché è stato individuato un edificio sacro, un'altra struttura di cui si vedeva soltanto un angolo perché era stata tagliata da alcune vasche, perché lì c'era un'industria della fabbricazione di pipe nell'Ottocento che ha tagliato nella realizzazione delle vasche un edificio, il cosiddetto edificio B, chiamato, che praticamente anche esso presentava uno zoccolo in poligonale, e i materiali ritrovati nello scavo lo datano sempre intorno all'ultimo quarto del settimo. Quindi anche a Messina abbiamo questa presenza del poligonale, e anche qui viene sempre per influenze di questi coloni calcidesi e uboici che, giungendo in Sicilia
e a fondare delle colonie, portano anche delle competenze tecniche di un certo livello che poi con l'andare del tempo nel corso del susseguirsi delle generazioni si perdono, e quindi diciamo il mio era oggi di dare uno spunto su una tecnica e su una tipologia costruttiva che è poco nota nella letteratura di settore, che quindi mi piaceva insomma un po' presentare, insomma, e niente, grazie per l'attenzione, insomma.